accogliamo la parola che viene portata in processione. In piedi. Cantiamo insieme Signore sei tu la luce del mondo. Ripeteremo questo canto dopo la lettura di ciascun versetto. Signore sei tu la luce del mondo. Signore sei tu la luce. Insieme. Signore sei tu la luce del mondo. Signore sei tu la luce. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di osservare i tuoi giusti giudizi. Signore sei tu la luce del mondo. Signore sei tu la luce. Signore sei tu la luce del mondo. Signore sei tu la luce. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Signore sei tu la luce del mondo. Signore sei tu la luce. Signore sei tu la luce del mondo. Signore sei tu la luce. E in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, la tua giustizia sui retti di cuore. Signore sei tu la luce del mondo. Signore sei tu la luce. Signore sei tu la luce del mondo. Signore sei tu la luce. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A voi, fratelli e sorelle, scelti secondo il piano stabilito da Dio Padre, mediante lo Spirito che santifica, per seguire Gesù Cristo. Grazia, misericordia e pace in abbondanza. E con E con il il tuo Spirito. Preghiamo. Padre, gloria infinita dei giusti, che illumini chi crede in te, donaci di vivere al tuo splendore. Tu, che dal tenere della notte ci hai ricondotto la luce, guidaci al giorno beato che non conosce sera. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La preghiera di grazia. Ogni volta che ascolti con attenzione quella voce che ti chiama, amato, scoprirai in te il desiderio di riascoltarla più a lungo e più profondamente. È come scoprire la sorgente del deserto. Quando si sente il terreno umido, si vuole scavare più al fondo. È
Dal Vangelo secondo Luca. Al 6° mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre nella casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Meditiamo per qualche istante nel silenzio del nostro cuore questo passo del Vangelo. Maria entra nella storia mentre in ascolto di un angelo e traccia il primo passo per chi vuole entrare in un rapporto vero con creature, uomini o angeli, l'arte dell'ascolto. Ci mostra come fare spazio nella nostra vita all'ingresso della luce. Fa spazio alla luce che ha potuto creare un'oasi d'ascolto. Il più alto raggiungimento in questa vita è rimanere in silenzio e far sì che Dio parli e operi internamente. È necessario molto silenzio per ascoltare lo stupefatto silenzio di Dio. Secondo momento, a quelle parole Maria rimase turbata. Un attimo di smarrimento ed è un attimo che nella nostra vita può durare anni. E seppure hai detto sì una volta, non sei mai al riparo dello smarrimento. Ma non temere, Maria, Dio entra nella vita, che è fatta anche di turbamenti, di emozioni confuse, e porta nuove stelle polari. Entra nella vita anche se inadeguata, o forse proprio per questo. Non temere la tua debolezza. Gli uomini non finiscono mai di essere pronti, ma Dio salva. Terzo momento. Com'è possibile? Non conosco uomo. Mentre Zaccaria domandava all'angelo un segno, Maria domanda il senso. Porre domande e stare davanti al Signore con tutta la dignità di uomo. Accetto il mistero, ma uso anche tutta la mia intelligenza. Dico quali sono le mie strade e poi accetto strade al di sopra di me. Ma avverto il pericolo di far dire a Dio ciò che Dio mi dice e interrogo e cerco il senso. Infine appare lo stile di Dio, ti coprirà con la sua ombra. La potenza si fa ombra, l'Altissimo si vela di carne, quasi si nasconde.
fremito nel suo grembo. Non lo troverai negli abbagli delle visioni, nello splendore del tempio, ma nella vita, che è un'anfora di ombre. Nel buio di un grembo sta la luce della vita. Solo la madre sapeva che era figlio di un annuncio del seme che sta nella voce di un angelo. Per entrare e dimorare nella vita, Dio si veste sempre di povertà, degli umili panni del servo. Non si impone, va cercato, e sarà accolto e generato solo da chi sa vivere in se stesso l'impegno di essere servo, come lui. Eccomi, sono la serva del Signore. La vicinanza di Dio crea servizio. In tutta la Bibbia, in tutta la storia, inscindibilmente servizio a Dio e all'uomo. Oggi ancora l'angelo ripete per noi le 3 parole essenziali. Non temere, verrà il Signore e ti riempirà la vita. E la speranza è una vergine gravida di un altro mondo. Solo le donne, le madri, conoscono l'attesa. Essa è iscritta fisicamente nel loro corpo. Si attende non per una mancanza, ma per una pienezza. Non per un'assenza da colmare, ma per una sovrabbondanza di vita che già urge. Si attende per generare il vento dello Spirito gonfia la vita. Ci mettiamo in piedi. Recitiamo insieme la preghiera numero 1. O Maria, donna del Signore, dalla piena strada del mondo, veniamo verso di te, portando nel cuore la nostalgia vita di un volto di madre. Tu sei la madre, il tuo sì umile, coraggioso e dolce, ha dato una casa madre terra, e l'ha reso il nostro fratello. Dio con noi, le preghiere, sempre. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bambino, che tende con fiducia la mano su Dio, per sentire l'abbraccio che spegne ogni paura, con una benefica inondazione di pace. O Maria, sia il tuoi rossi. Cantiamo insieme il canto Regina della pace.